Allora, il convegno di oggi è inserito fra le iniziative che si svolgono a marzo in occasione della giornata nazionale. Quest'anno è la 14ª giornata nazionale, ricorre il 15 marzo, cioè domani. E noi organizziamo questo convegno per formare un pochino proprio i professionisti che dovranno lavorare, perché i disturbi alimentari sono disturbi multifattoriali con svariate sfaccettature che hanno necessità della cura di diverse figure mediche, fra cui psicologi, psichiatri e nutrizionisti, perché non si può affrontare un disturbo alimentare solo da un punto di vista. Una cosa che vorrei dire è che normalmente si è pensato che il disturbo alimentare sia solo femminile e solo riservato a certe fasce d'età. Dobbiamo dire che non è più così, perché adesso le fasce d'età si sono ampliate tantissimo, quindi partiamo da bimbi molto piccoli in età pediatrica, adesso addirittura scuole elementari ci sono casi di bambini che si ammalano di disturbo alimentare, ma andiamo anche in fasce elevate di età, come per dire che adesso anche i maschi si ammalano, mentre prima era prerogativa femminile, non si parlava di un disturbo alimentare al maschile. Adesso purtroppo possiamo dire che anche i ragazzi si ammalano, ma spesso si ammalano di disturbi di altro tipo, come per esempio la vigoressia, che è chiamata anche anoressia inversa, perché si tratta di ragazzi che nonostante siano prestanti fisicamente, quindi siano muscolosi, continuano a vedersi sempre esili e non si accontentano mai della loro massa muscolare, per cui entrano in questo circolo vizioso in cui si ammala tutto, alimentazione e identità del sé. Quando parliamo di identità, la mente va subito all'identità sessuale, non c'entra niente. Noi si ammalano di disturbo alimentare, soprattutto preadolescenti, adolescenti, quindi ragazzini, io dico personaggi in cerca di autore, nel senso che devono lasciare il mondo dell'infanzia e passare a una fase evolutiva in cui devono trovare la propria identità. Cosa succede? Che se in questo percorso, che nella nostra società è particolarmente difficile, poco sostenuto, diciamo, ma qui è un discorso molto ampio da farsi, se trovano una veste, che può essere quella del disturbo alimentare o altre, questa veste all'inizio va bene, si ammalano perché hanno degli obiettivi, vogliono dimagrire, uniformarsi ai modelli, ci sono tante ragioni. Ma una volta che si percorre questa pista, comincia la restrizione alimentare o gli eccessi, diventa una dipendenza che diventa proprio una veste, un'identità, in un'età particolare perché sono giovani. Allora l'identità viene intrappolata dalla malattia, paralizza l'evoluzione della persona e paralizza anche la storia delle famiglie che si ammalano con questi ragazzi. La vera terapia non è solo intercettare subito, il problema è che è diffusissimo, si stanno ammalando ragazzini sempre più piccoli, intercettarlo presto, trattarlo bene con un trattamento lungo, integrato, quindi ci vogliono i servizi, oggi parleremo di questo, perché se si supera il comportamento disfunzionale, quindi il paziente mangia, riacquista le mestruazioni, bulimico, non vomita più. Diciamo, lavoriamo a livello sintomatico, ma la vera guarigione è ritrovare la propria pista, quindi ritrovare un'identità che è quella di quella persona, che è la sua, e lì è il percorso terapeutico, quindi è centrale oggi l'argomento, non è solo trattiamo questi disturbi, ma ritroviamo un'identità che è quella sana, che ti rimette nella libertà della vita. Con l'esperienza clinica vediamo questo quando lavoriamo bene. Sicuramente il tema dell'identità è una tematica molto, pregnante, soprattutto in ambito psicologico, e quando parliamo di fasi dello sviluppo in cui l'identità è in costruzione, come ad esempio l'adolescenza, che poi non a caso è la fase in cui tipicamente esordiscono i disturbi dell'alimentazione. Soprattutto in un'età, in un'epoca direi fluida e digitale come la nostra, il compito di costruire la propria identità è reso ancora più impegnativo e ancora più complesso. I ragazzi e i giovani di oggi si devono confrontare con standard e stereotipi legati
ai corpi perfetti, alla bellezza, alla competizione e alla prestazione e quindi anche al successo. E avere un corpo magro diventa indice di perfezione e di successo. Il convegno di oggi, che è organizzato dall'Associazione Stella Danzante, di cui sono diventata da poco volontaria, penso che getterà luce anche su queste tematiche e su come gli adulti abbiano una responsabilità importante nei messaggi che veicolano anche tramite i social media.